Buonasera, ben chiattats con Gnovis. Arriverà la settimana che viene la nuova app dal Guvier pal controllo di Green Pass e Super Green Pass. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, intunque l'assessore alle attività produttivis, Sergio Emidiubini, ha domandato assicurazione sarome sedi pal nuovo sistema di controllo, sedi sulla volontà dal Guvier di far diventare obbligatorio il controllo della certificazione verde per rientrare dentro in Italia. Con di più il presidente Fedriga alla Pandù deve prenotare la dose booster e che le farà dentro di queste settimane. A son nuf i morti per il Covid-19 in Friuli, Vignesi e Giulia tra gli ultimi 24 ore di Ches, 5 a ieri a Trieste. A son 290 le persone ricoverate dagli diversi saris medici, 24 invece di pazienti dalle terapie intensive. A son 457 i news positivi saltasfur di 6.335 tampons molecolari e di 24.755 test svels antigenics. Dai 9 morti, 3 avevi in più di 90 anni, che gli altri sono un uomo di 80 voti, un di 80 di Pordenone, un di 79 e un di 77 di Trieste, un di 76 di Spilimberg e un di 67 triestini morti in ospedale. E scomincerà ai 4 di dicembre a Neve la stagione invernale 2021-2022 dal Friuli Vignesi e Giulia, con la screda, gli pistis e da simplans per Montasù, che per questa sarà obbligatorio il Green Pass. In zone bianche, in zone gialle, e sarà a vonde la certificazione verde di base, invece se si vede derivare in zone arancione, al coventarà il Super Green Pass. L'obiettivo della regione è quel di non tornare a Sierra Sudut, situazione che ha fatto un grande di danno dal settore del turismo di montagna l'invier passato. A son tanti bans anche mo in piz per i risarcimenti economici che in quarta porteranno altri 2.600 euro per i maestri di schi e 47.000 euro per gli scuolis. 5 veicoli dalla ditta Tundo di Lecce sono stati sequestrati a Codroi perché ieri in Cence Assicurazione e Cence Call-out. L'azienda dalla Puglia e Jetal Miec dagli polemichis per noi si rivade ad ore di garantire il regolare trasporto scolastico in purtroppo comuni dal Friuli. A Codroi, gli agenze della polizia locale e anche a note dalle irregolarità dai pulmins e dopo iuan sequestrati. Il stesso ieri succeduti di spassazza a Pordenone. E il comune di Udin ha interrotto il contratto con una ditte dal sud Italia per la distribuzione dai cedolins pal pagamento della Tari, dal momento che più di una volta i cittadini si sono lamentati di non aver ricevuto nulla e la Zonte ha deciso di rimandare il pagamento come che non sconta il sindaco Pietro Fontanini. Al capite ogni tanto, ma in questo caso vonde spesso al tocce due cittadini che sono a Udin, che qualcuno vince un appalto per fare un servizio e dopo non lo fa. In questo caso è succeduto che il comune dite di Santa Maria Capo a Vetere, o sinta al sud Italia e al meridione, e ha vinto un appalto per 3 anni per distribuire i bollettini per pagare le tasse sui refudons, la Tari. Queste ditte non ha distribuito in pratica i bollettini, non ha fatto questo lavoro. Lei chiaramente è stata scaturita e ha detto ma c'è molto, non arrivano i bolletti di pagare. C'è stato succedendo, noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo verificato con gli innesti svigi che purtroppo i bollettini non sono stati distribuiti. Quindi bisogna fermare subito queste questioni, chiamare le nuove imprese per fare la distribuzione, slungare il periodo anche per pagare la Tari. E sono robe che purtroppo succedono in pubblica amministrazione, ma è là un lavoro di rabbia, perché chi partecipa a questi sgaris e promettono tanti robe e dopo purtroppo non li smantengono, come tal caschi di distribuire i bollettini di Tari. Si presentino une signore anziane come agenza dagli squarcis dall'ordine incargati di fare una perquisizione
e la femmina scaturide e pierti sentiments, ma i due, invece di aiutare, approfittano per sgarfare per chiese e ciri beis e zois. Alle succeduto no sera in tune chiese di Udin, i due truffadors hanno sfruttato il manchiamento dalla femmina, colade partiare pal colpe dall'agitazione, per ciri perdut al di robà, l'anvie però con gli smans buedis. La femmina si è attirata in ca dopo mezz'ore e a quel punto ha clamato i carabinieri. E par che la macchina va a chioli il fi al nid, ma intanto i robin la borsette. Alle succeduta Flaibandula che la femmina è tornata col picciolo in braccio, la che veve la sa della macchina sia in a quarte che dall'abitacul i vevi in portate vie la soborse con dentro besi in contanti, chiartis di credit e documenti personali. Il fatto è stato denunziato ai carabinieri di San Denel che cumò a investighi per cercare di capire cui calè il responsabile. E trime la tiere in Friuli Vignesi e Giulia le succedute voi di mattina subito dopo gli snuf con tanta ramot di magnitudine 2,5 con epicentri dalla zona di Chiavac in Chiarnie. La scossa è stata sentita in maniera clara a Vencion, Tumiece, dall'alte vallate dall'Arzin. Plui di qualche clamade è arrivata ai pompiers, ma non risulti in dams né a robis né a personis. Al costerà 2.700.000 euro il nuovo ascensore dal Chistiel di Udin, che il cantier non sarà restato spostato per gli ultimi scuviertis archeologici. Non si infevele il vice sindic di Udin, Loris Michelini. Voi avete approvato in giunta al progetto di fattibilità, così chiamato, che è il preliminare, per fare veramente, come avevi promettuto, le salite dal Chiaschiel partendo prima mai, le salite meccaniche, cioè con l'ascensore, quindi l'ante nell'ex bunker, perché come è bloccato, praticamente ne sono accetto, che è il più grande dei tre, lui arriva in son, però dopo l'invasore con l'ascensore. L'ascensore che arriva vicino alle chiese delle contadinanze di una banda e anche vicino dall'ex CAF che praticamente è il deposito di acqua potabile. Ecco, noi arriviamo lì insieme, speriamo che abbiamo già fatto tutte le indagini, alle in cose le ultime che archeologiche, che come sapete sono anche a Tatalc di importanti, insomma, dei reperti, ma comunque noi la rinsù non si vede da noi fin al piazzale lì che avvegnerà praticamente quando tu vengi fuori dall'assessore e così all'importo a lei 2 milioni di volte 2 milioni di volte che si sono già mettuti le mani davanti, noi con le regioni abbiamo già avuto chi besa qui praticamente arriveremo a fare con tutte le autorizzazioni e nei teams a prossimi anni avremo realizzato qui vescovi già in pratica dal bilancio del comune. Cambiamenti al comando gli sfrecci tricolors, la pattuglia acrobatica nazionale e ha salutato il tenente colonnel Gaetano Farina, il suppuesto all'estate chiappato di Stefano Vitt, ufficiale col stesso grado. Il passaggio di consegni è stato salutato anche dal sindaco di Codroi, Fabio Marchetti. Una cerimonia bellissima, anche perché insomma, il cambio del comandante in volo come che succede, con che fase il cambio del comandante, la pattuglia acrobatica nazionale, i frecce tricolori, alle sempre al di oggi anche per nuclei odin, praticamente io che sono di rivolta ogni dì. Però ogni volta è un'emozione nuova, io di il tricolore più lungo dal mondo, per dal CIL di rivolte di Codroi, soprattutto un cambio di comandante in volo, ripeto, è una roba che è un privilegio per poco. Voi in modo di mancul, perché con l'enorme Covid, ieri veramente riposa, assisti a questo cambio di comandante, i saludin il tenente colonnel Gaetano Farina, che sta acclamato a Neufs in Carix, e quindi augurin tante fortune e buon lavoro, lo ringraziamo perché l'ha fatto per il territorio furlan, ma soprattutto per il territorio italiano, perché ricordi che sotto il suo comando l'Italia è stata unita dal tricolore durante la pandemia e questo si ricorderanno tutti quanti per tanto anni a venire.
E anche Parusgnotta le Dut, si vede domani. Mandi.